che oggi fra degrado morfologico, improbabili miti e voglie ingorde degli uomini, il riferimento al Sabbadino parrà a molti evidente, e ecco Luigi, la discussione poi sarà aperta dopo con domande anche al dottor Pepera. Non dirò cose nuove, parlerò di vecchi risultati e di qualche però considerazione su questi risultati, perché mi sembra che pur incrementandosi l'interesse intorno ai problemi di Venezia, siamo ancora ben lontani da quella partecipazione che invece sarebbe auspicabile. Tutti, è stato accennato anche prima, ci rendiamo conto del fortissimo degrado morfologico in cui versa oggi la laguna, conseguenza di qualche fatto naturale, ma soprattutto dell'azione dell'uomo, perché è vero che l'uomo ha da sempre interagito con la laguna, ma è anche vero che ultimamente ha un po' esagerato, secondo me. Poi vorrei parlare dei miti che girano attorno alla laguna. Ce n'è uno recentissimo, alimentato fortissimamente dalla propaganda, ed è quello di queste opere alle bocche di porto che dovrebbero avere questo compito salvifico per la città e per la sua laguna, ma che in buona sostanza noi dovremmo sperare che raggiungano l'obiettivo di difendere la città dalle acque alte, ma che sicuramente non può avere un ruolo significativo per quanto riguarda l'aspetto secondo me più preoccupante, che è il primo, e cioè il degrado morfologico. E poi credo che non si possa prescindere da commentare le voglie ingorde degli uomini. Non è una espressione mia, è un'espressione di Cristoforo Sabbadino. Evidentemente sono passati 500 anni da allora, ma poco è cambiato da queste parti, perché le voglie ingorde dell'uomo mi sembra che negli ultimi decenni si siano manifestate con conseguenze straordinarie e preoccupanti. Circa il problema del degrado morfologico, questo nasce da considerazioni, se volete, di tipo teorico, ma è in modo inoppugnabile documentato dall'osservazione sperimentale. Noi abbiamo visto e vediamo che da molti anni a questa parte c'è una fortissima modificazione delle forme morfologiche caratteristiche di questa laguna, che non hanno soltanto un valore estetico, hanno un fondamentale ruolo perché definiscono e determinano l'idrodinamica e la morfodinamica dell'ambiente lagunare. Oggi la laguna è in preda a processi erosivi di intensità notevolissima. È una situazione molto diversa da quella del passato, perché al tempo della Repubblica il problema da contrastare era esattamente opposto a questo. Bisognava contrastare la sedimentazione, l'interrimento della laguna. Osserviamo inoltre un appiattimento generalizzato dei fondali e anche un approfondimento dei fondali, e questo ha un ruolo dal punto di vista idrodinamico negativo, perché il ricambio delle acque in laguna, prima si parlava di inquinamento, è certamente garantito dall'azione convettiva delle correnti di marea, ma un ruolo fondamentale, soprattutto per le zone marginali, è assunto dai fenomeni secondari, dai fenomeni dispersivi. E questi fenomeni sono accentuati, sono molto più vivaci in un ambiente caratterizzato da forti disuniformità nei fondali. E poi assistiamo a uno scambio eccessivo di volumi d'acqua fra il mare e la laguna. Su questo punto tornerò dopo, perché purtroppo su questa convinzione si è fondata anche la soluzione che sta per essere completata alle bocche di porto per la difesa dalle acque alte. Il degrado morfologico. Qui ho riportato
i 5 rilievi battimetrici disponibili della laguna a partire dal primo, quello redatto dal capitano Denée della Marina napoleonica nei primi anni dell'Ottocento. E poi in successione nel 1901 un nuovo rilievo ad opera del Genio Civile di Venezia, nel 1932 ad opera dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, nel 70 ad opera ancora dello stesso Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque e del 2003 ad opera del concessionario unico che nel frattempo è intervenuto su questo problema. Io credo che basti osservare queste immagini per rendersi conto di come è cambiata da una parte l'estensione delle superfici occupate dalle barene, che sono forme caratteristiche che hanno un'importanza rilevantissima. Sono le zone che vedete campite in verde. E dall'altra quello che si vede anche sulla base delle sfumature dei colori in azzurro, un approfondimento notevole dei fondali in tutta la laguna, particolarmente nella laguna centrale. Allora noi potremmo partire nel nostro ragionamento da questo dato, che è un dato complessivo ma che è molto significativo, perché potremmo esaminare come sono cambiate le superfici occupate dalle barene a partire dal momento in cui i veneziani spostarono la foce del Brenta e del Bacchiglione all'esterno della laguna. Questi dati sono quelli che possiamo dedurre da una fantastica carta di Cristoforo Sabbadino, opportunamente trattata per poterla confrontare con la situazione attuale, e che mette in evidenza che nel Cinquecento, grosso modo, all'interno della laguna, per la quale la superficie complessiva è valutabile in circa 500 km quadrati, ben la metà di questa superficie era occupata dalle barene, oltre 250 km quadrati. Se poi confrontiamo questa situazione con quelle successive deducibili da altre mappe famose della laguna, vediamo che a partire da quel momento l'estensione delle superfici di barena è andata riducendosi. È andata riducendosi però con un gradiente tutto sommato ragionevole. Si è andata riducendo modestamente, diciamo. Contemporaneamente potremmo, dopo il 1800, anche analizzare i fondali. Qui vedete l'andamento dei fondali medi della laguna centrale, circa 40 centimetri al tempo del rilievo del Denée, tant'è che Denée scriveva nel commento alla sua carta, che viene spesso non letto, che durante le basse maree, le normali basse maree, la quasi totalità della zona centrale della laguna si scopriva e l'acqua restava soltanto nei canali. Eravamo quindi in una condizione molto diversa da quella attuale, perché se noi adesso proiettiamo il nostro ragionamento sui tempi a noi più vicini, vediamo che a partire da un certo punto le superfici occupate dalle barene sono andate drasticamente diminuendo. C'è stato un fortissimo incremento del gradiente erosivo di queste strutture. Contemporaneamente vediamo che c'è stato un fortissimo incremento dei valori dei fondali medi. Oggi nella laguna centrale il fondale medio è di circa 1,50 m, al tempo del Denée, come ricordavo prima, 200 anni fa, solo 40 centimetri. Quindi nell'arco di tempo di 200 anni noi abbiamo perso o guadagnato, dipende dai punti di vista, circa più di 1 metro di fondale, ed è un valore che non è assolutamente riconducibile ai fenomeni naturali di eustatismo e di subsidenza, perché questi fenomeni che hanno da sempre agito sulla laguna comportano valori complessivi di gran lunga inferiori. Significa che qualcosa di diverso è intervenuto per determinare questa situazione. E se noi osserviamo gli anni in cui questo cambiamento di tendenza si è manifestato, ci accorgiamo che
sono gli anni in cui l'uomo all'interno della laguna realizza alcune opere fondamentali. Innanzitutto la costruzione dei moli alle bocche di porto per favorire la moderna, per allora, portualità, e poi la costruzione dei grandi canali navigabili, ancora per le necessità della navigazione. Potremmo adesso fare un ragionamento un po' più raffinato, ragionando intorno a questa curva di densità di probabilità della distribuzione delle quote dei fondali all'interno della laguna. Vedete, al variare del fondale, che è riportato in ascisse, noi in qualche modo possiamo trarre da questa curva indicazione sulla frequenza che abbiamo di incontrare una certa superficie a quella quota. Vediamo che questa curva presenta due punti di massimo. Si tratta di due punti di massimo dei quali uno è posto al di sotto del livello medio del mare e l'altro invece è posto al di sopra del livello del mare. Questi punti di massimo in cui si concentrano le frequenze legate alla probabilità di trovare una certa quota all'interno della laguna possono essere interpretate come quote di equilibrio delle forme lagunari, e quindi da una parte noi possiamo dire che per una laguna come quella di Venezia ci sono sostanzialmente situazioni di equilibrio riferibili a quote che sono superiori a quelle del livello medio del mare, è il punto rosso, e sono le quote delle barene. E dall'altra invece, ed è il punto azzurro, abbiamo delle quote dei fondali, delle zone d'acqua, che sono stabili, idrodinamicamente stabili rispetto ai fenomeni che li interessano. E in definitiva in queste zone noi abbiamo attività erosiva, ma l'effetto erosivo è compensato da un ugualmente importante effetto di deposito del materiale. Se noi guardiamo o immaginiamo quale poteva essere l'andamento di questa curva al tempo di Cristoforo Sabbadino, quando i fiumi furono allontanati, che cosa possiamo dire? Quella era una laguna dominata dalla sedimentazione, aveva oltre 250 km quadrati occupati da barene. Quindi il primo punto di equilibrio di questa curva ipotetica che possiamo pensare di tracciare per quell'epoca evidenzia una posizione per le quote superiori al livello medio del mare, che è quella occupata dalle barene, con un picco elevatissimo. Erano dominanti le zone di barena rispetto addirittura agli specchi d'acqua. E perciò ipoteticamente potremmo pensare che le zone di equilibrio delle barene e dei bassifondi grosso modo si collocassero in questa posizione che è evidenziata in questo diagramma. Che cosa è capitato nel momento in cui furono estromessi i fiumi? Non c'è stato fondamentalmente più apporto solido alla laguna, e quindi quella laguna che era dominata dai fenomeni di sedimentazione ha incominciato a invertire i processi e ha incominciato ad essere interessata da progressivi fenomeni di erosione. Questo fatto che cosa comporta sull'andamento di questa curva? Comporta che allo scorrere del tempo, in una prima fase, i processi erosivi che si sono innescati hanno progressivamente diminuito l'estensione della superficie delle barene e contemporaneamente hanno aumentato l'estensione degli specchi d'acqua. Ma in questa prima fase la quantità di sedimenti liberata dall'erosione delle superfici di barena era sufficiente per compensare i processi erosivi che interessavano gli specchi d'acqua. E quindi noi su questa curva quale modificazione vediamo? Vediamo una riduzione della superficie delle barene e contemporaneamente un aumento della superficie degli specchi d'acqua, però senza modificazione del fondale.
Nei secoli successivi questo processo è continuato. È quello che vedevamo nella prima parte di quel diagramma che ho prima mostrato relativamente alla variazione delle superfici occupate dalle barene. È continuato il processo di erosione in senso orizzontale all'interno della laguna, è continuata l'erosione della superficie occupata dalle barene e contemporaneamente si sono incrementate le superfici d'acqua, ma conservando per le superfici d'acqua sempre e comunque la quota dei fondali. Poi questo processo possiamo dire che è andato avanti fino agli anni 30 del secolo passato, quando è incominciato qualche cosa di diverso. La superficie delle barene, che si era andata progressivamente riducendo, pur diminuendo ulteriormente e liberando altri sedimenti, non è stato questo fenomeno, questo processo erosivo più in grado di compensare i processi erosivi in senso verticale a danno dei fondali. E quindi noi vediamo che mentre il primo picco, mentre la zona di equilibrio dei fondali stabili in origine era a una quota determinata, non eccessiva, questa quota è andata progressivamente incrementandosi, perché l'azione erosiva indotta all'interno della laguna ha sovrapposto a questi effetti erosivi iniziali in senso orizzontale anche effetti erosivi in senso verticale. Continuava la diminuzione della superficie occupata dalle barene, ma contemporaneamente incominciava il processo di erosione dei fondali. Questo fenomeno si è intensificato nell'ultimo periodo e noi oggi osserviamo fondali molto più profondi di quelli di un tempo e osserviamo ovviamente superfici di barena molto più ridotte di quelle di un tempo e invece superfici d'acqua molto più estese. In che misura è cambiato il tutto? 250 km quadrati di barene al tempo del Sabbadino, oggi 45-47 km quadrati di barene. Abbiamo perso in questi 500 anni circa 200 km quadrati di barene. Il fondale, non sappiamo quale fosse il fondale al tempo di Cristoforo Sabbadino, sappiamo qual era il fondale mediamente al tempo del Denè, 40 centimetri, ricordavo prima, nella laguna centrale, e oggi 1,50 m. Questo è quanto è capitato complessivamente e sono questi parametri un indice, secondo me, inequivocabile di questo fenomeno che complessivamente definiamo degrado morfologico e che ha avuto delle conseguenze sul funzionamento di questa laguna molto pesanti, almeno secondo me. Quella era un'interpretazione teorica di quello che è capitato nella laguna di Venezia, ma proviamo a vedere che cosa dicono i dati sperimentali. Incominciamo considerando la laguna del 1901, che è quella rappresentata da quell'andamento in verde, della curva che esprime la densità di probabilità della distribuzione delle quote dei fondali, e vediamo come questa curva si è modificata questa volta sulla base dei rilievi, quindi dei dati effettivi. Quello che vediamo è che fino al 1930, grosso modo, i fondali stabili si sono mantenuti su una quota che era intorno ai 50 centimetri. Poi, progressivamente, siamo andati verso fondali maggiori, come fondali stabili, fino ad arrivare ai nostri giorni, per i quali il fondale stabile è oltre il 1,40 m. Effettivamente quell'analisi dà una spiegazione anche sulla base dei dati osservati di quanto è capitato a questa laguna in questi 200 anni. Quale sarà la laguna del futuro? Qui è fatta una previsione da mago,
Otelma, da mago dell'idraulica, no? Qui a metà vedete rappresentata a scala di colori la battimetria della laguna attuale e in basso invece vedete rappresentata un'ipotetica battimetria della laguna di Venezia proiettata all'anno 2050, supponendo che i gradienti erosivi mantengano i valori del momento attuale. In che direzione va questa laguna? Va in una direzione che a qualcuno può piacere, a qualcun altro sicuramente meno, perché ne abbiamo un esempio nei cosiddetti fondi lagunari che hanno una quota di 2,50 metri e che è una quota stabile perché le onde non riescono a erodere i fondali e perché lì, essendo questi fondi generalmente disposti nelle zone di partiacque, lì non arriva nemmeno materiale. Quindi quelle sono zone in equilibrio perché non c'è sedimentazione e non c'è erosione. A quella condizione tenderà la laguna, a un fondale generalizzato profondo 2,50 metri. Sarà una laguna piacevole per qualcuno, come dicevo prima, ma meno piacevole dal punto di vista morfodinamico e idrodinamico. C'è una recente, quali meccanismi hanno portato allora la laguna del passato allo stato attuale? Ma i meccanismi sono legati all'interazione che si manifesta fra gli sforzi tangenziali, soprattutto quelli esercitati, determinati dalle onde, comunque generate, e i fondali. E noi quello che possiamo dire è che con riferimento a queste forze erosive, l'azione delle correnti di marea è del tutto trascurabile, assolutamente irrilevante in generale. Si fa sentire soltanto sulle bocche di porto e nei tratti di canale maggiore che dalle bocche di porto si dipartono. Lo vedete in questa immagine. Molto più importante invece è l'azione erosiva indotta dalle onde, perché vedete che le onde sono in grado di risospendere il materiale su tutta la laguna. E quindi, se noi vogliamo contrastare questi processi, innanzitutto dovremmo contrastare la causa prima che produce l'erosione e quindi la risospensione dei sedimenti dai fondali. Dovremmo contrastare soprattutto il moto ondoso, comunque generato, sia quello generato dal vento, sia quello generato dalle barche in navigazione troppo veloce. Potremmo a questo punto dire che è il moto ondoso la causa prima dei fenomeni di risospensione dei sedimenti. Questi sedimenti che vengono risospesi localmente in minima parte si depositano nelle vicinanze delle zone in cui sono stati risospesi dal fondo e in buona parte invece sono trascinati dalle correnti di marea verso i canali. I canali li convogliano progressivamente verso le bocche e giunti alle bocche questi sedimenti sono espulsi. Siccome le bocche adesso sono armate con moli, il loro funzionamento durante la fase di flusso e di riflusso è molto diverso, è un funzionamento asimmetrico. Durante la fase di riflusso questi sedimenti sono presi da un vero e proprio oggetto che li proietta lontano sul mare e li sottrae di fatto al bilancio di sedimenti fra mare e laguna, perché una volta proiettati lontano questi sedimenti si depositano su fondali molto profondi dai quali ben difficilmente le onde possono risospenderli. Quindi sono sedimenti che vengono persi, se volete, ad ogni fase di riflusso della marea. Non può sorprendere allora sentir dire che mediamente in un anno questa laguna perde 500.000 metri cubi di sedimenti. Li perde come conseguenza soprattutto di questo meccanismo perverso che proietta in mare i sedimenti che sono risospesi all'interno della laguna e li sottrae al bilancio. Lo possiamo vedere in questo esperimento. Vedete qui poste a confronto la laguna attuale, è quella che è alla sinistra,
e a destra la laguna al tempo del Denè. È un esperimento numerico in cui le due lagune sono sollecitate da una serie di cicli di marea, uno dei quali è interessato da un episodio di vento che genera onde che risospendono i sedimenti. E vediamo qual è il comportamento di queste due lagune, se siamo fortunati. Sì, mi pare di sì. Vediamo, si vede? Vediamo da una parte la laguna attuale è quella che vedete espelle sedimenti, sono quelle macchioline colorate, sono sedimenti fini quelli che vengono qui considerati, li espelle e in parte li deposita davanti alle bocche. Se guardate contemporaneamente la laguna al tempo del Denè, non si vedono ancora macchie all'esterno. Significa che le bocche al tempo del Denè avevano un funzionamento molto diverso da quello delle bocche attuali, non soltanto in termini di portata, ma in termini di funzionamento in fase di flusso e di riflusso. Asimmetrico, assolutamente asimmetrico il funzionamento delle bocche attuali, simmetrico, praticamente simmetrico, quello delle bocche al tempo del Denè. Tant'è che vedete che verso la fine di questo esperimento numerico si vede un po' di sedimenti all'esterno delle bocche della laguna al tempo del Denè, mentre all'esterno delle bocche attuali le macchie si estendono considerevolmente. Ecco spiegato perché nella fase iniziale la laguna, pur andando in erosione, è stata assoggettata a fenomeni erosivi tutto sommato blandi e non ha perso molti sedimenti. Non li ha persi anche per la struttura morfologica delle sue bocche, allora caratterizzate da larghezze considerevoli e fondali piuttosto modesti. Il tutto completamente diverso dalle bocche della laguna attuale. C'è un contributo recentissimo dovuto al professor Rinaldo e ai suoi più giovani collaboratori che dà conferma di questo fatto, cioè che dà conferma del fatto che le lagune del passato, oggi sentiremo parlare non so di quale laguna, 1, 10, 100, non so quale, le lagune del passato erano lagune molto più moderate di quella attuale. Erano molto più moderate perché qui in questa analisi in cui si valutano quanti episodi capaci di risospendere i sedimenti possono capitare all'interno della laguna di Venezia, si evidenzia, possiamo andare a questi risultati che è sufficiente, si evidenzia come la laguna attuale sia molto attiva, nel senso che gli episodi di vento capaci di risospendere sedimenti sono molto frequenti. Le intensità dell'azione tangenziale che questi episodi di onde generate da vento comportano sono molto forti e poi anche la durata di questi episodi in cui le onde possono risospendere sedimenti è molto grande. Se noi andiamo a confrontare tutto questo con la laguna al tempo del Denè, lo vedete, qui sono riportati i tempi di interarrivo di questi fenomeni capaci di erodere e di risospendere sedimenti. Vedete come è molto attiva la laguna del 2003 e come invece nella laguna al tempo del Denè le zone interessate da questi fenomeni di interarrivo sono molto, molto più modeste. Poco colore sulla laguna al tempo del Denè. Se andiamo a vedere l'intensità di superamento di questi episodi, di questi picchi che sono capaci di risospendere sedimenti, vedete quanto attiva è la laguna attuale e quanto invece moderata fosse con riferimento a questa grandezza la laguna al tempo del Denè. Non ci può quindi sorprendere che questa laguna sia in condizioni critiche e precarie dal punto di vista del degrado morfologico. E credo che tutti dobbiamo renderci conto del fatto che se vogliamo in qualche modo contrastare
questi fenomeni dobbiamo agire all'interno della laguna facendo in modo che le cause che risospendono i sedimenti e poi li espellono in mare facendoli perdere, sottraendoli al bilancio complessivo di sedimenti fra mare e laguna, facendo in modo che questi fenomeni vengano assolutamente attenuati. E bisogna subito dirlo, per ottenere questo risultato bisogna fare all'interno della laguna degli interventi molto molto diversi da quelli che fino adesso sono stati attuati, perché fino adesso abbiamo costruito barene artificiali, mi pare 11 km quadrati se ricordo bene il numero, ma quelle strutture che sono state realizzate non possono essere chiamate barene, sono impropriamente chiamate barene, perché essendo completamente marginate e difese rispetto alle acque circostanti, sono in tutt'altra condizione rispetto alle forme naturali. Le barene naturali sono in libero scambio di sedimenti e di altre sostanze con le acque circostanti, e queste barene, che invece hanno costruito artificialmente, sono strutture che hanno un comportamento assolutamente diverso. Per non far confusione, io ho suggerito di chiamarle aiuole fiorite, non barene, perché hanno solo la funzione di permettere a chi visita la laguna in certi periodi dell'anno di vedere la vegetazione tipica di queste strutture fiorire con colori gradevoli e accattivanti. Improbabili miti. Il mito moderno per quanto riguarda la laguna è il cosiddetto Mose, no? Io non so se sia stato scelto apposta questo acronimo o sia solo un incidente, ma questo Mose, se noi mettiamo un accento, potrebbe diventare Mosè. E Mosè, alzando le braccia al cielo, divise le acque del Mar Rosso e permise agli israeliti di attraversarlo. Il Mose fa altrettanto, divide le acque della laguna da quelle del mare, alzandosi dal fondo. E però quest'opera, che tutti noi dobbiamo sperare che funzioni, che tutti noi dobbiamo pensare che debba essere finita, perché altrimenti avremmo speso un bel pacchetto di miliardi di euro, ma quest'opera ha dei punti così un po' criticabili. Sono punti criticabili in origine, nel pensiero che ha portato alla sua realizzazione, e sono punti criticabili nel funzionamento che quest'opera avrà. Vediamo perché. Innanzitutto non posso fare a meno io di ricordare questa giornata dell'11 ottobre 2013, perché io sono bellunese e a me colpì molto che il 9 ottobre 2013 nessun rappresentante di alto livello del governo abbia ritenuto di dover andare a Longarone per ricordare 1910 bellunesi morti come conseguenza di quella tragedia. E però un primo ministro è venuto l'11 ottobre 2013 a Venezia per celebrare questo esperimento. Allora, io, che sono una malalingua, guardando questo esperimento faccio questa osservazione. Non mi sembra di vedere correnti, non mi sembra di vedere onde, e allora qual è il significato di questo esperimento per me, che così per un po' di tempo ho insegnato idraulica? È solo la dimostrazione che il principio di Archimede è ancora valido. Io sono molto superficiale forse, ma non ho mai messo in dubbio che il principio di Archimede potesse valere. E quindi questo tipo di esperimento, secondo me, si poteva anche fare a meno di fare, perché oltretutto sarà costato qualche euro, penso. E soprattutto si poteva fare a meno di fare perché, guardate, hanno alzato 4 paratoie e una ha voluto fare lo sberleffo e non si è allineata con le altre, chissà perché. Vabbè, la vita fa vedere tante cose. Allora, proviamo a vedere quali sono i punti di partenza criticabili di questa struttura.
E sono punti criticabili perché non si è mai aperta la discussione sulle opere scelte e sulle soluzioni perseguite. I punti di partenza che io non condivido sono, innanzitutto, l'idea che si potesse conciliare un intervento che salvasse contemporaneamente la portualità intesa in senso moderno e la laguna. Sono due obiettivi che si possono perseguire ma che richiedono interventi opposti. Quindi c'è un po' di confusione nel proporre una soluzione che ha questa grande ambizione di conciliare tutto. E poi l'altro punto, secondo me criticabile, è che il vincolo fondamentale posto alla soluzione prescelta è stato quello di realizzare una struttura che non modificasse gli scambi di portata fra mare e laguna, perché si riteneva, sbagliando secondo me, che la laguna attuale sia una laguna magnifica. Io invece penso che la laguna attuale abbia dei grandi problemi e penso anche che le lagune del passato hanno funzionato molto diversamente dalla laguna attuale, perché basterà qui guardare gli scambi di portata che noi possiamo calcolare per la laguna attuale e che vedete riportati in basso. Si arriva anche a 10.000 metri cubi secondo nella fase di massimo flusso attraverso la bocca di Malamocco. E qui vedete invece riportati gli andamenti degli scambi di portata della laguna al tempo del Denè. Non fate confusione, la scala per questo diagramma è esattamente doppia della prima. La laguna al tempo del Denè attraverso la bocca di Malamocco scambiava circa 4.600-4.700 metri cubi secondo, meno della metà di quanto scambi adesso la laguna attraverso la bocca di Malamocco. E allora io mi domando, ma se questa è la situazione, e quella laguna al tempo del Denè, e quelle prima, e quelle anche dopo, fino a un certo momento, sono vissute alla grande, ma perché questa laguna attuale che scambia in modo esagerato volumi d'acqua con il mare non poteva essere un po' penalizzata e sacrificata, ritornando un po' indietro con le portate? Non lo so, perché non lo so. Veniamo all'altro punto criticabile di questo mito. Queste sono le strutture delle bocche di porto, le strutture fisse che credo siano state ormai completate alle bocche di porto. Quello che è interessante notare sono queste opere esterne, le lunate o quello che volete dire. Sono opere che dovevano assicurare la funzione richiesta dalla delibera del governo Amato, che mi pare sia del 2002. Dovevano essere opere che riportavano la laguna di Venezia, o meglio le bocche della laguna di Venezia, a un funzionamento dal punto di vista della resistenza al flusso di marea confrontabile con quello della laguna ottocentesca. Qui vediamo un particolare della bocca di Lido per richiamare l'attenzione sul fatto che le strutture fisse inserite sicuramente hanno già determinato qualche mutamento di un qualche interesse sul funzionamento della bocca stessa, sul funzionamento idraulico della bocca stessa. Basti osservare che se adesso voi passate sui ponti translagunari, vedete la corrente superare con velocità abbastanza apprezzabile questi ponti. E una volta invece eravamo in una zona di acque morte, di partiacque, come si dice. Quello che potete vedere voi che abitate qui a Venezia è che alcuni rii cittadini durante le fasi di marea hanno cambiato direzione del flusso della corrente. Significa che in testa a questi rii è cambiato il ritardo di fase con cui l'onda di marea si propaga all'interno e quindi significa che noi, sia pur intervenendo in questo modo che voleva essere moderato da parte dei progettisti sulle bocche di porto, abbiamo già introdotto una qualche modificazione che magari merita qualche attenzione.
Questo è il progettone. È il progetto di modificazione alle bocche di porto proposto dai famosi 7 saggi, dei quali facevano parte il professor Ghetti e anche il professor Marchi, che avevano preso una strada un po' diversa, no? Erano inserite opere fisse di tutt'altre caratteristiche rispetto a quelle attuali, erano opere che dovevano incrementare la resistenza al moto nello scambio tra mare e laguna delle correnti di marea, e erano opere che in qualche modo dovevano essere realizzate con gradualità, sperimentando. 2 paroline magiche che sono dentro alla legge speciale. Questi professori sicuramente erano personaggi autorevoli, lo erano allora e lo sono anche adesso per l'opera che hanno lasciato. Eppure questo progetto è stato abbandonato. Aveva un difetto, secondo me. I varchi, che dovevano poi essere alla fine eventualmente presidiati con strutture mobili, complessivamente presentavano una lunghezza di 1000 metri. I varchi attuali invece sono lunghi, se non ricordo male, 1700 metri. Ci sono cioè 700 metri di paratoie in più. Vabbè, che sia questo il motivo per cui non si è ritenuto di esagerare con le opere fisse, non lo so. E allora vediamo che cosa fanno le lunate esterne, che sono costate 600 miliardi di vecchie lire e che sono state indicate come rispettose di quella delibera del governo Amato. Guardate qua, qui è l'andamento della marea lungo la direttrice del centro storico per la soluzione attuale delle opere fisse, e noi vediamo che l'andamento dell'onda di marea lungo la direttrice del centro storico praticamente non si modifica, anzi tende ad esaltarsi, esattamente come prima che fossero realizzate le strutture alle bocche di porto. Vediamo invece la soluzione progettata dai famosi 7 saggi. Comportamento abbastanza diverso. Si vede che l'onda di marea, propagandosi lungo la stessa direttrice, subisce un'attenuazione. Significa che le resistenze al moto, che presentano le strutture fisse ipotizzate in questo progetto, sono in grado di attenuare nella propagazione le altezze dell'onda di marea. La laguna attuale è una laguna fortemente inerziale, rimane una laguna fortemente inerziale anche se consideriamo la presenza delle opere alle bocche di porto. La laguna invece pensata dai 7 saggi era una laguna più dissipativa, che tornava indietro rispetto alla laguna attuale, che riportava il comportamento della laguna a quello delle lagune del passato. L'altro grande cavallo di battaglia è quello legato all'impossibilità di ridurre gli scambi di portata fra mare e laguna. Allora io qui ho fatto un esperimento in cui da una parte metto in evidenza come una macchia di inquinante lasciata nella stessa posizione sulla laguna nord si disperde al succedersi dei cicli di marea che vedete rappresentati in alto. Da una parte abbiamo la situazione con le bocche attuali, dall'altra quella con le bocche ristrette come proponevano i 7 saggi e anche come aveva suggerito il Comune di Venezia. E se noi confrontiamo la posizione delle macchie e il colore che è proporzionale alla concentrazione, vediamo che tra le due situazioni sostanzialmente non c'è differenza. Se andiamo avanti nel tempo, vediamo che tutto questo resta confermato. Per dire che cosa? Per dire che nella laguna nord-orientale, dove più problematici sono gli scambi, tutto sostanzialmente rimaneva come prima, anche inserendo delle resistenze al flusso di marea all'interno alle bocche. Io a suo tempo obiettai rispetto alla soluzione che veniva adottata, in particolare rispetto all'affermazione sostenuta
direi in modo deciso anche in sede di consiglio comunale, del fatto che le opere esterne alle bocche di porto avrebbero risposto in modo positivo e rispettato la delibera del governo Amato. Dissi che esattamente così non era, che quelle opere non avrebbero modificato assolutamente il funzionamento delle bocche rispetto alla situazione antecedente. E di ricambio mi presi un titolo, perché fui definito infermiere dell'idraulica, probabilmente in opposizione ai primari professori che assistevano qualcun altro. Ma inizialmente mi ero anche un po' così offeso, poi ho pensato che se vediamo quello che capita nei nostri ospedali, a volte è meglio farsi curare da un infermiere capace piuttosto che da un primario incapace. No. Quali sono i problemi che presentano queste barriere? Ma guardate, io non so se si è riflettuto su questo fatto. Quando noi guardiamo la laguna di Venezia, sulla laguna di Venezia c'è un'azione importante da parte del vento e oggi il vento agisce e produce livelli massimi di marea a Chioggia di gran lunga superiori, quando spira vento di Bora, rispetto a quelli di Venezia. E quando noi chiudessimo le bocche di porto, cosa succede di questo fenomeno? Succede che l'altezza del dislivello fra Venezia e Chioggia aumenta considerevolmente, si raddoppia e anche più. E quindi quando noi andassimo a chiudere le bocche di porto, abbiamo un serio problema, perché l'effetto dovuto al vento che spira sulla laguna, per esempio a Chioggia se spira il vento di Bora, è tale da poter mettere in crisi la difesa di Chioggia rispetto alle cosiddette acque alte. Perché se la differenza per un vento di Bora che spira con una velocità tutto sommato non eccessiva, 18 metri al secondo, è tale da produrre a Chioggia 40 centimetri di livello di più che a Venezia, è probabile che a Piazza San Marco l'acqua non ci sia, ma che nella piazza di Chioggia invece l'acqua ci sia. Se spira il vento di Scirocco va in crisi Burano, perché questo fenomeno lo vediamo esaltato a Burano. Molto più alta la marea a Burano a bocche chiuse che non a bocche aperte. Tutto questo è sintetizzato da queste fotografie che mettono in evidenza da una parte per l'andamento dei livelli e dall'altra per l'andamento delle velocità qual è la situazione che si stabilisce nella laguna di Venezia a bocche aperte e a bocche chiuse. A bocche chiuse è probabile che l'autobus che vediamo sotto più frequentemente possa trovarsi nella condizione che è qui rappresentata. E da questa parte vediamo invece cosa succede se spira vento di Scirocco. Si verifica la stessa cosa, soltanto che le casette di Burano si specchieranno loro questa volta sull'acqua. E allora qui si pone un problema, ma qual è il livello di riferimento che si assume per decidere di chiudere le bocche? E a che punto chiuderemo? Perché potremmo chiudere salvando Venezia, ma non salvando Chioggia o Burano se spirano venti di Bora e di Scirocco di una certa intensità. Qui è un diagramma proiettato nel futuro. Vedete rappresentato con il colore blu il numero delle chiusure e il numero di ore di chiusura che dovremmo avere oggi a bocche aperte e domani a bocche chiuse. E se sommiamo all'effetto del vento l'effetto del previsto eustatismo, noi andiamo sulla curva rossa, per cui il numero di chiusure potrebbe diventare pari a 100 e il numero delle ore di chiusura potrebbe diventare pari a 1000. Allora, se le chiusure diventano 100 e le alte maree eccezionali, i cosiddetti eventi di acqua alta, interessano grosso modo 4-5 mesi all'anno, in quei 4-5 mesi ci saranno questi 100 episodi e quindi, come veniva anche ricordato prima, la laguna sarà chiusa tutti i giorni.
E se la laguna avrà le sue bocche chiuse tutti i giorni, quell'obiettivo iniziale che io ho ricordato, conciliare difesa e salvaguardia della laguna con la portualità, come potrà essere rispettato? Ma quale portualità potrà esserci se tutti i giorni per 4-5 mesi all'anno la laguna corre il rischio di avere le bocche chiuse e quindi di consentire alle navi di entrare in laguna solo passando attraverso la conca di navigazione? È un vero problema, perché questo sarebbe il fallimento dell'obiettivo che le opere alle bocche di porto si sono prefisse. E le voglie ingorde degli uomini. Cristoforo Sabbadino, al quale ho rubato una parte del titolo, 500 anni fa scriveva nel suo celebre sonetto dedicato a Venezia: i fiumi, il mare e gli uomini hai per nemici. Vero. Lo provi, non lo credi, no? E poi più avanti ancora, qualche verso più avanti, rimuovi i fiumi, fatto, e alle voglie ingorde degli uomini poni il freno. Che commento possiamo fare noi oggi? Ma dobbiamo riconoscere che effettivamente la laguna ha 3 nemici: i fiumi, il mare e gli uomini. Come allora? Ma rispetto ad allora, secondo me, è cambiata la pericolosità di questi attori, perché oggi le conoscenze tecniche, la scienza ci ha messo in grado, se vogliamo, agendo bene, di difenderci dai fiumi e dal mare, ma probabilmente non ci ha messo ancora in grado di difenderci dagli uomini. Anzi, la pericolosità dell'uomo è andata incrementandosi a dismisura, forse perché l'uomo moderno vive sotto questo mito dell'onnipotenza. E allora che cosa possiamo dire? Potrebbe qualcuno dire: ma questa è una fantasia di un romantico che guarda alla laguna senza tener conto dei fatti veri. Ma i fatti veri sono qua. Guardate quali sono stati gli interventi dell'uomo sulla laguna negli ultimi 50 anni. Questa è la laguna. Innanzitutto la seconda zona industriale di Porto Marghera. Siamo negli anni fra gli anni 50 e gli anni 60. Poi lo scavo del canale dei Petroli, secondo me è giusto chiamarlo così, con questo titolo spregiativo che vedete lì evidenziato. Poi, contemporaneamente, la realizzazione delle casse di colmata della terza zona industriale e, per fortuna, la non realizzazione del piano portuale del 1967, che sarebbe stato drammatico perché avrebbe visto imbonita anche tutta la zona retrostante le casse di colmata. Poi abbiamo fatto la strada Romea, tagliando la laguna, tagliando un pezzo di laguna lungo un tracciato che non era l'unico perseguibile. Si poteva benissimo spostare all'esterno rispettando la laguna. E poi abbiamo fatto l'aeroporto di Tessera, giusto? Perché questo è un mezzo di trasporto importante oggi. E poi abbiamo fatto che cosa? Abbiamo arginato tutte le valli da pesca, abbiamo chiuso tutte le valli da pesca. Io credo che sia aperta la domanda: ma su quali basi autorizzative? Questo è avvenuto quando il piano di riassetto idraulico delle valli da pesca prevedeva che alcune di esse potessero essere chiuse, che altre dovessero essere semi-arginate, che altre ancora dovessero essere aperte al libero flusso della marea. E adesso ne vogliamo scavare un altro di canale, perché evidentemente quello dei petroli non ci basta. E cosa facciamo anche come usiamo questa laguna? Questa è un'immagine ricostruita al calcolatore, potrebbe essere pensata un'immagine fantasiosa, no? Tutte queste imbarcazioni che viaggiano di conserva e che generano quel sistema d'onde così accattivante che vedete rappresentato. Ma non è una fantasia del calcolo questa, perché questa è un'immagine reale. Vedete sopra le piccole imbarcazioni che si muovono di conserva e sotto queste magnifiche navi
moderne che entrano in laguna abbellendo la sua architettura. Che cosa possiamo dire rispetto a tutto questo? Ma secondo me credo che bisognerebbe riflettere nell'uso che facciamo della laguna cercando di limitare le nostre esigenze, perché ci sono le nostre esigenze, ma ci sono anche le esigenze, se mi permettete, della laguna. E le due cose dovrebbero essere contemperate. Oggi si parla tanto di scavare questo canale Contorta Sant'Angelo, del quale qui vedete il tracciato, per arrivare alla Marittima senza che questi mastodonti del mare passino davanti a San Marco. Lodevole che non passino davanti a San Marco. E però c'è da domandarsi se di fronte a questa politica di gigantismo navale la laguna debba adattarsi e non debba invece capitare il contrario, e cioè che le navi che vogliono entrare in laguna devono adattarsi alle caratteristiche morfologiche della laguna e alla necessità della sua salvaguardia. L'ho detto tante volte, ma cosa produce una di queste grandi navi che percorre un canale navigabile? Ho sentito dire, ma fanno delle onde modeste. È vero, se noi le vediamo passare sul canale della Giudecca, fanno delle onde di modesta altezza, ma ci dimentichiamo che il canale della Giudecca ha una sezione di gran lunga superiore a quella della carena immersa di queste navi. E quando invece queste navi sono chiamate a percorrere un canale semiconfinato, il fenomeno che si produce è completamente diverso, perché quello che noi vedremo è un assetto locale di correnti e di onde che è particolarmente dannoso per la laguna, perché queste onde e queste correnti di ritorno che si producono attorno alla nave demoliscono i bassi fondali e le correnti di marea che trascinano nel canale i sedimenti risospesi inducono la necessità per mantenere il canale di riescavarlo continuamente. Questo non è una scoperta, è semplicemente una constatazione di quello che è capitato sul canale dei petroli. E per quanto riguarda l'altezza delle onde generate da queste navi, effettivamente sono piccole se noi le guardiamo sul canale, ma se andiamo a vederle poi quando si propagano sul basso fondale, ci accorgiamo che cambiano completamente di aspetto, perché vedete, questa è una nave portacontainer che percorre il canale Malamocco-Marghera, lo vedete qua, quest'onda laterale che propagandosi sul basso fondale frange. E allora sul canale magari l'onda è piccola, ma sul basso fondale non lo è. Sul canale l'effetto della navigazione con riferimento all'interazione correnti fondali può essere relativamente contenuto, ma così non è sul basso fondale, che è demolito sia dall'azione delle correnti secondarie che nascono attorno al natante, sia come conseguenza di questi fenomeni di frangimento del moto ondoso. E allora io credo che sia opportuno riflettere un po' e aprire la discussione con tutti, non soltanto con quelli che ci piacciono, con tutti quelli che hanno qualcosa da dire con riferimento a questi argomenti. E bisognerebbe avere un po' di fiducia nella scienza e nella tecnica senza aggettivi attaccati, perché se la scienza è quella amica è meglio lasciarla stare. Io credo che, come è stato anche più volte ricordato, sia inevitabile che l'uomo interagisca con la laguna per le sue necessità, ma credo che sia altrettanto inevitabile che queste interazioni siano compatibili e nel caso specifico compatibili con l'ambiente lagunare. Noi possiamo fare delle opere, ma dobbiamo fare delle opere che minimizzino gli effetti e i danni sulla laguna. Soprattutto dobbiamo cercare di difendere per quanto possibile la morfodinamica lagunare, che ha un ruolo fondamentale per la sopravvivenza della laguna. E io credo che potremmo affrontare oggi tutto questo ricorrendo alla modellistica matematica, però adesso se ne abusa anche, perché
i modelli matematici sono strumento eccezionale di indagine, ma se sono messi in mano a uno che non conosce i problemi fisici, diventano un'arma impropria, assolutamente pericolosa. Ma non basta indagare con questi schemi di calcolo fantastici, è necessario anche tener presente la realtà, sperimentare, e potremmo sperimentare in scala 1 a 1 sul reale, cosa che non si fa purtroppo, e potremmo sperimentare su modelli fisici in scala ridotta. Questo tipo di indagine non può essere ignorato, deve anzi essere sempre più esteso, perché i nostri ragionamenti basati sulla modellazione matematica trovano sostegno solo dal fatto che sono in grado di interpretare correttamente la realtà fisica. Canale contorta non ne parlo perché ne abbiamo parlato tante volte e alla fine credo che si possa andare alla conclusione davvero, perché vi ho portato via troppo tempo. La potremmo trarre su questa fotografia di Reuter, un fotografo veneziano famosissimo, no? Tramonto sulla laguna si intitola. E vabbè, ho già detto altre volte, speriamo che non dobbiamo assistere non al tramonto sulla laguna, ma al tramonto della laguna, no? Io non sono ottimista generalmente, sono pessimista e penso che se la laguna potesse parlare potrebbe prendere in prestito una frase da quel scolaretto napoletano che alla fine dell'anno scolastico disse: io speriamo che me la cavo. Ho l'impressione che anche la laguna, di fronte all'uomo moderno così forte, sicuro di sé, privo di dubbi, perché questo è il difetto fondamentale dell'uomo moderno, speriamo che anche la laguna non debba dire: io speriamo che me la cavo.